Dopo 2 anni scolastici scanditi da pandemia tra DAD e lezioni in presenza a Singhiozzo, riparte l'anno scolastico anche a Vittorio Veneto. Parola agli studenti che si avviano al nuovo anno scolastico. Parte con tanto studio sin da subito, verifiche già programmate, e quindi parte in quarta come fanno i motorini adesso. Ecco, si parte in presenza, la DAD, quindi un vecchio ricordo. Speriamo, io sinceramente mi sono sempre trovato molto male con le lezioni a distanza per diversi motivi, quindi spero di permanere il più possibile a scuola. Speriamo che i ragazzi non vaccinati non provochino chiusure. Quindi tu ti sei vaccinato? Sì, certamente. Allora, sei contenta di ritornare con le lezioni in presenza? Abbastanza, dai, perché quest'estate ho lavorato e mi sono trovata meglio lavorando. Contenta di vedere di nuovo i tuoi compagni di classe? Sì, dai, qualcuno no, ma sì. Sì. È un po' strano perché essendo ormai quasi 3-4 mesi che non vado a scuola per via dello stage è un po' strano. E per il resto è normale, però comunque negli autobus c'è ancora casino, gente in piedi, eccetera, eccetera. Tu ti sei vaccinato? No, non credo neanche di farlo. Direi con lo spirito di tornare a casa. No, diciamo dai che riprendere la scuola è sempre, cerca sempre di iniziare con un buon proposito, un buon inizio e speriamo che i professori ci accolgano bene, ovviamente lo faranno e vedremo un po' come saranno anche i nuovi compagni di classe, tutto qua insomma. E farai la quinta quest'anno? Sì. Ecco, come vivi l'attesa dell'esame di Stato? Dai, ancora non ci penso troppo, poi magari in avvicinanza a giugno sarò più titubante sulla questione. Normale, bello, però speriamo sia organizzato bene. La DAD ti è piaciuta? Non tanto. Quest'anno farai la quinta, con che spirito vivi quest'ultimo anno? Sì, faccio la quinta e niente, spero solo di passarlo. Stop. Felice di rivedere i tuoi compagni di classe? Sì, probabilmente più quello che tornare a scuola. Non mi cambia niente, la presenza a scuola online non cambia niente per me. Parte l'anno scolastico, ecco, da genitore come lo vive questo nuovo avvio? È sempre un salto dalle medie alle superiori, però lui voleva fare il cuoco, è contento di fare il cuoco e bene, insomma dai. Ecco, l'auspicio è che le lezioni proseguano per tutto l'anno in presenza, immagino. Speriamo di sì, dai, speriamo. Poi ho avuto anche un altro figlio io qua, dunque io mi trovo molto bene su questa scuola.